vediamo. Questa non è gasata, preferisci... Cioè, tanto per me è indifferente, quindi... Grazie. Questo va. Buonasera a tutti. Riusciamo a far arrivare anche gli altri? Vedo arrivare anche qualcuno della giuria dei letterati che si affaccia. Buonasera. Credo che stiamo componendo il nostro tavolo. Purtroppo mancherà uno degli autori, Michele Mari, che poi è stato il più votato dalla giuria dei letterati, però abbiamo tutti gli altri, quindi la nostra conversazione sarà ricca e piena. Ci devono raggiungere soltanto gli ultimi due e poi credo che possiamo cominciare. Anche perché, tutti lo sappiamo, l'inno d'Italia è già stato suonato, cantato, quello delle 18 dall'altra parte dell'oceano. Aspettiamo soltanto Mauro Corona e poi apriremo la nostra conversazione qui. Eccoci, abbiamo composto tutto il tavolo. Grazie, qui vicino a me. Bene, allora, di nuovo buonasera a tutti, grazie per essere qui, seduti con noi, in questo che è il primo degli appuntamenti che il Campiello, anche quest'anno, dedica, in questa sua 52esima edizione, alla conoscenza diretta dei 5 autori finalisti. Come vi dicevo ne manca uno, ma con gli altri 4 riusciremo comunque a fare una bellissima e ricca conversazione. È un'occasione interessante soprattutto per la stampa perché è la prima volta che possiamo conoscere da vicino gli autori finalisti. Il 30 maggio al Bo, nella Una Magna all'Università di Padova, con ben 6 giri di votazioni condotte dalla Presidente Monica Guerritore, la Presidente di questa edizione, si è arrivati a scoprire, ad eleggere la cinquina dei più votati dalla giuria dei letterati, poi spetterà alla giuria dei 300 lettori, come sapete se amate questo premio come tutti noi veneti, spetterà a questa giuria scegliere il cosiddetto Super Campiello. La giuria nel frattempo ha scelto però l'opera prima, lo citiamo anche se non è con noi, ma anche lui farà un tour, credo che abbiate tutti visto, prendetela questa cartolina in cui sono segnate le 12 tappe dei tour dei finalisti e anche la tappa del vincitore dell'opera prima, che è Stefano Valenti, che ha scritto La fabbrica del panico, edito per Feltrinelli. È la storia di un operaio morto di amianto in Valtellina, è un romanzo cosiddetto di denuncia civile. Erano 65 i romanzi selezionati dalla giuria dei letterati sui 300 che sono arrivati, quindi il premio continua a essere molto vivace e, come sapete, anche molto amato per la sua trasparenza. Comincio da Fausta Garavini alla mia destra perché è una signora, poi c'è questo ragazzo giovane che è Giorgio Fontana, Giorgio Falco e qui vicino a me l'unico veneto, tra l'altro veneto friulano, ma insomma ce lo teniamo come veneto, che è Mauro Corona. Un applauso per cominciare. E adesso la parola per i saluti ufficiali a Giovanna Palandri, che è cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che ci ospita anche quest'anno in questa bellissima sala del Portego. Giovanna c'è, io spero di sì, era qui che, eccola qui, era qui che volteggiava con noi per farci compagnia e per dirci qualcosa, un saluto. Allora, buonasera, sono contenta di ospitarvi di porgervi il benvenuto da parte del Consiglio di Presidenza e del Presidente Professor Danieli, che non è potuto venire. Mi pare che sia il 3° anno che ospitiamo la presentazione della cinquina del Campiello e il fatto di ospitarla è per noi, per il nostro istituto, un motivo di grande soddisfazione per il prestigio che una manifestazione culturale così importante veicola e trasmette a tutta la città e a tutta la nostra regione. Buona serata. Grazie Giovanna Palandri. E abbiamo anche bisogno di questa vicinanza con la città. Non so se c'è un microfono, un radiomicrofono, sta arrivando, perché adesso vorremmo anche sentire i saluti che ci porge il presidente della Fondazione Campiello e quindi anche del premio, Roberto Zuccato, che è il presidente degli industriali del Veneto. Sta per arrivare il microfono. Eccolo lì.
No, eccolo qui, è qui. C'è. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi comincia una nuova avventura. Innanzitutto vorrei ringraziare per l'ospitalità appunto l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e in particolare la dottoressa Giovanna Palandri per l'ospitalità che ci dà anche quest'anno. Noi siamo particolarmente felici di essere in questo meraviglioso ambiente. Ovviamente voglio ringraziare anche Maria Pia Zorzi perché è la bravissima giornalista di Rai regionale e che ci segue con grande simpatia tutti gli anni, grande affetto e che oggi appunto colloquierà con i nostri graditissimi ospiti. Benvenuti ovviamente a voi. Complimenti per essere stati innanzitutto nominati in questa cinquina e ovviamente in bocca al lupo. Come si dice sempre, vinca il migliore, per come è fatto il nostro premio, normalmente vince quello più amato dal pubblico, che come sapete è un pubblico assolutamente anonimo. Bene, come vi dicevo parte questo tour estivo da Venezia, parte da Venezia che è ovviamente la sede di origine del premio Campiello, che come sapete è un premio istituito dalle associazioni industriali delle province del Veneto. E questo è un momento particolarmente difficile per una città così importante come Venezia, che è una città sede prestigiosa della cultura e che proprio per questo motivo, quello che stiamo affrontando, questo anno particolare, siamo ancora più contenti di essere qui, perché noi siamo convinti che con la cultura che si possono affrontare determinate situazioni, e con la cultura che non è solo l'acquisizione di nozioni e di competenze, ma è anche un modo per educare le persone al rispetto delle regole comuni, al rispetto di quelle che sono la convivenza civile. Sempre di più dobbiamo puntare su questi temi, sulla diffusione della letteratura, sulla diffusione della cultura in genere, perché le vicende di questi giorni ci dimostrano che troppo spesso vengono seguite scorciatoie per raggiungere interessi privati e noi dobbiamo combatterlo perché siamo convinti che un paese come il nostro, che vive di queste straordinarie bellezze, debba anche avere una propria coscienza etica e possa confrontarsi nel mondo non solo per le bellezze che ha, per la cultura che ha, ma anche per l'etica che ha. Ecco, e quindi oggi siamo particolarmente contenti che parta proprio da Venezia e che questo sia l'inizio di un percorso lungo. Questo premio non solo ha l'intento di selezionare quella che è la migliore letteratura dell'anno, ma anche un incarico, un impegno ben preciso che è quello di cercare di diffondere la cultura per i motivi che vi dicevo prima. Ed è per questo che questa è la prima di 12 tappe che percorreremo per tutta Italia, con sempre maggiore disponibilità a nuovi territori. C'è una grande attenzione nei nostri confronti proprio probabilmente perché si capisce il messaggio che gli industriali del Veneto vogliono trasmettere. E quindi con grande orgoglio che rappresento questa categoria e che nonostante queste disavventure, anche se qualcuno di noi è coinvolto, la maggior parte di noi, la quasi totalità di noi, alla mattina si sveglia e comincia a correre per portare a casa lavoro e per far progredire le nostre imprese. Quindi siamo orgogliosi di quello che facciamo, siamo orgogliosi di essere qui e un segnale forte anche di fronte a quello che sta succedendo. Vi auguro buon lavoro e ancora una volta in bocca al lupo. Grazie davvero al Presidente Zuccato e a quel microfono adesso facciamo parlare Piero Luxardo che è il Presidente del Comitato di Gestione, perché un buon premio deve poter funzionare, per farlo funzionare ci vuole un Presidente del Comitato di Gestione, che per di più è anche un letterato. Buonasera a tutti, grazie. Mi unisco al Presidente Zuccato nel rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti naturalmente a chi ci ospita, la dottoressa Palandri, l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, credo sia il terzo anno che noi veniamo qui. Oramai questo è un punto di riferimento per questo incontro e contiamo insomma nella vostra ospitalità anche per il futuro. Maria Pia Zorzi, che con la sua consueta affettuosa verve partecipa sempre ai nostri appuntamenti con grande competenza.
Come loro sanno, la selezione della cinquina della 52esima edizione del Premio Campiello è avvenuta recentemente, il 30 maggio scorso, dopo un appassionante ma trasparente confronto tra i componenti della giuria dei letterati al Bo, nell'aula magna dell'Università di Padova. Dalla votazione sono risultati i finalisti che abbiamo qui: Mauro Corona con La voce degli uomini freddi, Mondadori, Giorgio Falco con La gemella H, Einaudi, Giorgio Fontana con Morte di un uomo felice, Sellerio, e la professoressa Fausta Garavini con Le vite di Monsù Desiderio Bompiani, e Michele Mari, che in questi primi 3 incontri non sarà presente per impegni già programmati in precedenza, con Roderick Daddle, edito da Einaudi. Ringrazio appunto i finalisti per essere qui presenti. Questo, come è stato già detto, è un appuntamento che dà l'inizio a un vero e proprio tour letterario in giro per l'Italia. Farà tappa in 12 città italiane, domani saremo a Milano e dopodomani a Firenze, che per la prima volta è inserita in calendario. In luglio poi proseguiamo con una nutrita serie di appuntamenti. Abbiamo per la prima volta Catania, poi saremo a Palermo, poi a Punta Ala e a Roma. Ulteriori tappe saranno Napoli, anche questa è una città che toccheremo per la prima volta, e Ravello, saremo ospiti del Ravello Festival. Gli ultimi 3 appuntamenti sono riservati al Veneto, avremo Asiago, Belluno, ulteriore novità, per finire, per concludere, con il Lido di Venezia il 27 luglio. Ci sono, come ha già ricordato anche appunto Maria Pia Zorzi, degli incontri con il vincitore dell'opera prima. Non è uno solo, sono addirittura 3 e si terranno rispettivamente a Jesolo, Luvigliano di Torreglia, la Villa dei Vescovi del FAI, e poi naturalmente una tappa tradizionale per l'opera prima, la tenuta alla Parrina, che è ad Albinia, vicino all'Argentario, in provincia di Grosseto. Scusate se mi sono un po' dilungato su queste comunicazioni di servizio, ma è un po' anche il mio dovere. Questa carovana estiva, questa serie di incontri, è un'iniziativa che è stata presa non moltissimi anni fa in realtà, ma è stata presa a ragion veduta. Naturalmente c'era fin dall'inizio un'esplicita finalità promozionale per diffondere e far conoscere le opere finaliste. Ricordo che chi ha vinto il titolo di autore finalista del premio Campiello ha già vinto un premio, è già un grande riconoscimento, insomma. Naturalmente, oltre a questo obiettivo, però, e lo devo confessare, il premio Campiello in maniera utilitaristica si è proposto anche un altro scopo, diciamo, esplicitamente di immagine. Chiaramente la seconda finalità era quella, ed è tuttora quella, di accreditare sempre di più il premio Campiello non già come il premio del Nord-Est, il premio degli industriali del Veneto, ma come un premio con una filigrana, una caratura, una statura autenticamente nazionale. E questo oramai è già successo, è un obiettivo che possiamo considerare pienamente raggiunto, ma che dobbiamo presidiare e ulteriormente coltivare. Si tratta, per quanto riguarda questa iniziativa del Giro per l'Italia, di una vera e propria maratona letteraria, molto appassionante ma è anche impegnativa. Noi prendiamo in ostaggio degli illustri scrittori per quasi un mese, persone che devono poi viaggiare, venire con noi in giro. Certamente saranno contenti di fare pubblicità ai loro testi, ai loro libri, di promuovere le vendite, ma naturalmente saranno anche impegnati in una, non voglio dire massacrante, ma insomma faticosa maratona. Questi incontri conferiscono visibilità, conferiscono prestigio e conferiscono anche al nostro premio una diffusa visibilità presso la comunità culturale, che è quella che poi anche a noi interessa. Noi proseguiamo in questo compito con quell'entusiasmo e quella convinzione che hanno caratterizzato fin dall'inizio, oramai 52 anni fa, un'iniziativa che è stata presa con grande lungimiranza dagli industriali del Veneto nell'ormai lontano 1962. Siamo, ecco, uso un termine che non vuole essere assolutamente un plurale maiestatis, ma naturalmente un plurale di modestia, siamo diventati un premio considerato di prestigio, forse tra i più prestigiosi in Italia, grazie soprattutto a quello che è il nostro principale blasone, la nostra principale credenziale, l'assoluta trasparenza, l'assoluta diciamo non manovrabilità. La nostra principale credibilità poggia proprio su questa caratteristica. Colgo l'occasione per ringraziare in questa sede tutte le persone che
lavorano in maniera davvero alacre per il conseguimento di questi obiettivi. I miei colleghi del Comitato di Gestione e la segreteria alla quale va davvero tutta la mia riconoscenza. Auguro a tutti loro una interessante serata e grazie. Grazie a Piero Luxardo. Devo dire un'altra cosa, il premio Fondazione Campiello, c'è anche questo, ed è stato assegnato a Claudio Magris e mi piaceva ricordare anche questo nome, questo autore, questo scrittore così importante. Noi dobbiamo andare in ordine alfabetico, sempre per un discorso di trasparenza, quindi comincio alla mia sinistra con Mauro Corona, con La voce degli uomini freddi, edito da Mondadori. E a proposito di editori, saluto gli editor che sono presenti, che accompagnano sempre i nostri autori e il cui lavoro è assai prezioso. E lui ha scritto questo libro, spero che l'abbiate già avuto in mano, la copertina del figlio, Matteo? Sì, ma non vorrei parlare della famiglia, del figlio, aprire la strada. Io non farò come Sting, quello che ho glielo lascerò ai figli, ma non voglio parlare delle loro capacità. Allora, è un popolo che vive in un territorio ostile, ma non si lamenta di nulla. Facciamo parlare gli autori, diciamo qualcosa sul libro intanto, e poi magari, così facciamo, e poi il secondo giro facciamo, diciamo, andiamo ad approfondire. Che cosa racconta questo libro, Corona? Innanzitutto vi ringrazio di questo onore di trovarmi qui, questa volta davvero a mia insaputa, perché trovarmi qui a Campiello col mio passato non molto facile. Questo libro ci tengo particolarmente perché gli altri non mi interessano, ma questa è la storia del mio paese, perché il Vajont è diviso in varie località, Longarone, Fortonia, Castellavazzo, certo è tutto un insieme di morte e di dolore, però Erto, dove non c'è stato mai nessuno a trovarci, era un paese di artigiani, di gente appartata che viveva, addirittura il nome lo dice, Erto, che significa ripido, molto scosceso sul Devoto Oli. E questa gente è stata portata via da lì, cioè il torrente, l'acqua, lo usavano come uno strumento di lavoro. Oltre che cantare a questa gente la ninna nanna, laggiù sul Vajont c'era un altro paese pieno di case, di mulini, segherie, i battiferro, i tornitori, era un popolo di artigiani oggi che facciamo fatica a usare le mani ormai, stiamo perdendo l'uso delle mani, non noi che possiamo definirci postumi, ma i nostri bambini, quelli piccoli, non sanno usare mai bene. Quella gente lì sapeva fare tutto, di tutto col legno, usava la natura come una protezione. E il torrente era loro la forza motrice, infatti lo conducevano, dicevano al pascolo, lo giravano per irrigare i campi. E quindi è la storia di quella gente che a un certo punto si trova ad affrontare dei forestieri che gli dicono dovete andare via perché ci serve l'acqua. Ora l'acqua serve, crea energia, ma è il modo con cui sono venuti lì a scalzare questo paese. Poi contiene, anche se io non sono nostalgico di nulla, non guardo le foto di quando avevo 18 anni, ma la memoria credo che vada salvata per chi viene dopo, se non altro per soddisfare questo sentimento della curiosità che è naturale. Se qualcuno non avesse fatto una foto di Longarone, che è stata cancellata dalla faccia della terra, chi saprebbe com'era? Quindi la memoria va imbalsamata per altri, anche perché la gente ha lavorato con fatica dappertutto, non solo lassù, con sudore, sangue, morte, nascite, anche risse. E questo paese era in un luogo dove le intemperie sono all'ordine del giorno. Siamo in una zona, in una conca, dove si ferma tutto lì, come in una scodella. E loro non si lamentavano. Hanno detto, infatti è pieno di metafore, quando un vecchio dice chi vuole lamentarsi vada via di qui. Cioè è inutile che ci lamentiamo, o stiamo qui e se volete stare qui silenzio. Quindi non si lamentava più e invece che andare contro la natura e sentirla ostile, la circumnavigava, la faceva propria, insomma. E avevano un culto della memoria, che questo io l'ho respirato. Alla sera si andava a sentire le storie nelle stalle e se le tramandavano, era obbligatorio tramandarci le storie perché non vadano perdute.
quindi questi si obbligavano alla sera a cantare quello che era successo, perché non tolleravano che si passasse sopra. Questi bambini venivano educati a ricordare le cose più importanti, le incidevano, le scalpellavano in un'enorme grotta, la loro storia la scrive, perché poteva capitare qualcosa, e chi veniva dopo, anche dopo anni, 100, doveva sapere che lì c'era stato questo. Alla fine poi c'è sempre il bene e il male, l'ordine e il disordine, l'amore e l'odio, quindi c'è anche la bacchettata a questa gente, perché chi ha venduto la montagna, che ne dicano, sono stati i montanari, diciamocelo, dove 100 anni fa, 60, 80 anni fa avevano le mucche, oggi parcheggiano le Ferrari nei luoghi dove nevica firmato. Quindi è stato il montanaro a cedere per primo, perché voleva distrigarsi della miseria, della fatica, del lavoro, e quindi ha capito che poteva fare i soldi. E qui c'è un personaggio che è stato catturato dalla pianura, dalle città, che non hanno alcuna colpa le città, però lì c'è il fermento, c'è la novità, c'erano cose che loro non avevano mai visto, e quindi c'è questa vicenda. Io credo che in tutti i libri del pianeta, quelli da scrivere, quelli scritti, sono sempre quelli i temi: l'amore, la morte, l'invidia, l'odio, la fatica, e quindi ho cercato di ricordare la mia gente, come ha fatto Edoardo Nesi con Storie della mia gente, con questo libro, e al quale sono il più affezionato di tutti. Grazie a Mauro Corona, davvero questa vicenda viene narrata giusto a 50 anni poi dalla tragedia del Vajont, che è stata nel 63, e quindi è stato proprio un momento, il momento giusto per raccontarla, con la maturità giusta. Sì, anche per questi 50 anni, e qui cominciamo a parlare dell'oblio. Si diceva Antonin Artaud, per vari motivi, perché uno scrive, non so, i miei amici, qui spero di diventare amici, ma si scrive. Brodsky diceva: non per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà personale. E si scrive per ricordare. Macedonio Fernandez, che fu maestro di Borges, si scrive per lottare contro l'oblio, che annienta soprattutto gli ultimi. Questi sono storie di ultimi, cancellandoli dalla faccia del mondo. Storie di ultimi. Difatti lui nel libro spiega che mentre tutti di solito pregano alla sera, lì alla sera si va a narrare, a ricordare proprio per i bambini, e casomai si pregava alla mattina. Ma approfondiremo poi questa voce degli uomini freddi in un altro passaggio. Chiedo solo una domanda: chi è Elio Penna, detto il Gufo, a cui è dedicato il libro? Ma gli amici, io cito spesso tanti amici, ho ricordato tutti gli amici, mi sembra l'amicizia, il non dimenticare, torniamo lì. Per cui quest'uomo mite, tranquillo, sereno, molto amico, un uomo che leggeva, un uomo da imitare, e quindi alla sua insaputa, come questa frase ormai ha fatto il giro del pianeta, gli ho dedicato, ed è stato molto contento. Uno scrittore ha anche il dovere di non si possono citare tutti, ma gli amici proprio più vicini si possono ricordare anche con una dedica, ed è stato molto contento. Perché il Gufo? Perché ama, come me, la notte, camminare di notte, sentire queste presenze, queste voci, la notte è più bella del giorno, e per un timido è molto remunerativa. Infatti io cammino di notte, faccio una fatica qui a starci. Però. Meditate. Giorgio Falco, La gemella H e Einaudi. Ha già vinto il premio Mondello Opera Prima in passato proprio con un altro libro. No, con questo qui, sì. Proprio con questo libro, quindi non è una novità. È stato, abbiamo accennato prima alla lunga battaglia per arrivare a questa cinquina. È stato lui che ha lottato con maggiore forza, ha dovuto farlo attraverso i giurati, con il libro di Giuseppe Sgarbi, Lungo l'argine del tempo, edito da Schira, e questo poi rientrava anche nell'opera prima, insomma poi questo libro non è passato. Vedremo se riusciremo a parlare anche di Sgarbi, perché c'è stato molto. Questa è una storia di 3 generazioni, dal 1933 al 2000, da una cittadina immaginaria
tedesca Bockburg fino all'Adriatico, passando per Milano, raccontando un po' l'Italia. C'è addirittura un commento letto di Saviano che dice che attraverso questo libro si riscopre l'Italia. Quindi si parte dalla Germania, ma in realtà, e si parla di una famiglia tedesca, di 2 gemelle, però in realtà si arriva ai tempi nostri e alla nostra Italia. È così? Sì, buonasera. Effettivamente è un libro profondamente italiano che parla della nostra identità, almeno ho cercato di fare questo. Ed è anche un libro che parte da un dato biografico, anche se può sembrare strano, nel senso che io sono nato nella seconda metà degli anni 60 e sono stato molto fortunato perché la maestra delle elementari era nel suo ultimo quinquennio di insegnamento, lei era del 23. Quindi fin dai primissimi anni proprio delle elementari la nostra maestra ci ha parlato di alcuni temi come appunto il nazifascismo. E questo mi ha portato a guardare le cose fin dall'infanzia, anche se oggi può sembrare abbastanza anomalo, in modo un po' straniante. Voglio dire, io mi ricordo benissimo alla metà degli anni 70, avrò avuto 7 anni e mezzo, 8 anni, delle giornate in cui sulla riviera romagnola, quando avevo come vicini di ombrellone alcuni tedeschi e anche gli italiani, mi chiedevo, ma anche avendo imparato anche un po' a fare i conticini, no? Cioè tipo 75 meno 45 fa 30, quindi quest'uomo che sta alla mia sinistra sotto l'ombrellone, che è tedesco e che è qua e che si è meritato questo riposo, il riposo delle 4 settimane di ferie estive, ecco, quest'uomo che ha 60 anni e sta mangiando il medesimo gelato che sto mangiando io, chi era 30 anni fa, quando aveva 30 anni o ancora prima? Ecco, questo mi interessava. La stessa cosa dell'italiano che stava alla mia destra, che poteva essere uno zio, un nonno, una persona che all'epoca aveva 50 anni e che 30 anni prima era un ragazzo. Ecco, quindi come viveva questa persona durante la dittatura fascista? Tutto questo però partendo sempre da un dato, cioè dal dato esistenziale, che è quello che più mi interessa. E per partire dalla storia della gemella H sono andato, appunto, ho iniziato in un'altra nazione addirittura, per vari motivi. Bockburg volevo edificare, infatti quando ho scritto ho fatto proprio la piantina della città di Bockburg, questa appunto cittadina immaginaria che però sta in un luogo ben definito a 25-30 km a sud-ovest di Monaco, vicino al lago di Starnberg, quindi volevo dare una sensazione anche un po' sonnacchiosa alla cittadina, quasi come un aspetto pigro, domenicale, quasi da lago Lombardo. Io me la sono immaginata pensando ad alcune domeniche che ho passato da bambino sul Lago Maggiore. Ecco, questo per dire come poi nella scrittura tutto si mischia e tutto diventa altro. Ecco. Quindi qui a Bockburg vive una famiglia come tante, però neanche tanto come tante, nel senso che Hans Inner è il direttore del giornale locale, quindi un piccolo quadro, possiamo dire, all'interno della struttura gerarchica del nazismo di provincia, però quello che anela anche magari ad una maggiore responsabilità a Monaco, nella città, e al tempo stesso appunto un nazismo che svela quella che è una delle ossessioni, è stata una delle ossessioni magari non tanto evidenziate, perché solo a un certo punto sembrava solo che questa ideologia, no, terrificante venisse a galla, cioè a me è interessato di più l'aspetto della merce e dei consumi. Quindi ho fatto una famiglia nazista che già negli anni 30
era ossessionata proprio dalla macchina del vicino, ad esempio, dal fatto di avere una lavastoviglie. La lavastoviglie effettivamente c'era già negli anni 30, l'asciugacapelli, il frigorifero di ultima generazione. E ecco, a me, a proposito, quando prima Mauro Corona parlava della memoria, a me interessava proprio fare una narrazione tutta al presente, proprio per creare un effetto straniante nel lettore, anche in me stesso che scrivevo, tutto al presente, a parte la frase con cui si apre il libro, che è: noi mangiavamo le mele solo nello strudel prima, che è una sorta di refrain, di ritornello che ogni tot pagine ritorna, ed è come come l'eco, ecco, come una risacca, come qualcosa che giunge dal passato e che tuttavia serve quasi solo ad esaltare la narrazione al presente, perché io ho preso questa memoria che va dal 33, arriva fino a oggi, anzi fino al futuro, e l'ho innestata in un presente che non passa, e questo presente che non passa diventa quasi ansiogeno, crea un senso a volte anche di angoscia, e anche però non ti fa capire bene in quale tempo stai leggendo e quale tempo stai vivendo, ecco. E questo mi interessava, quindi innestare tutto ciò che può sembrare anche abbastanza rassicurante, se vogliamo, quindi una storia familiare, possiamo dire che La gemella H è una finta saga familiare in cui c'è una voce narrante ben definita, che è quella di Hilde Inner, e che tuttavia a sua volta Hilde Inner spesso e volentieri tralascia la parola ad altri, quasi perché Hilde, la voce narrante, percepisce e quasi a volte ha una sorta di competizione, di invidia verso sua sorella gemella Elga, che viceversa ha scelto la vita, ha scelto solo la vita. E infatti tutto il libro, se vogliamo, anche per me che l'ho scritto, si basa su questo grande quesito, e cioè chi è la gemella H, o forse che cos'è la gemella H. Io non sono in grado di dire esattamente chi è la gemella H. Potrebbe essere Hilde, l'artista, o anche l'artista mancata, potrebbe essere Elga, potrebbe essere anche una struttura, un'idea di società, qualcosa di più grande che ci giunge appunto dagli anni 30 e che in alcune parti sopravvive. Fortunatamente cerchiamo insomma di tenere quel politico ben distante dalle nostre società, e tuttavia la cosa che mi interessava è che alcune di queste dinamiche purtroppo magari sopravvivono in ambito familiare, ecco, e la famiglia è il centro del libro con tutto ciò che ci sta intorno. Allora, un libro che vive sempre al presente. Monica Guerritore, presidente della giuria, diceva appunto il 30 maggio che poi ogni persona, quando legge un libro, ne trae una sensazione diversa, e quindi scopriremo, ognuno di noi leggendolo scoprirà quale delle due gemelle, anche se a un certo punto Helga si appare in un momento un po' tragico, no? Non sveliamo naturalmente il romanzo, ve lo lasciamo leggere. Però, insomma, quest'idea di scrivere tutto al presente, poi si arriva alla fine un po' quasi senza fiato, è interessante. A proposito di citazioni, all'inizio del libro ci sono 3 frasi, io ne ho scelta una, siccome si parla di merce, di roba. Leo Longanesi viene citato: il fascismo in quel periodo era lo spirito, diceva Longanesi, UPIM era il corpo. Sì, in effetti, tra le varie ricerche che ho fatto per questo libro, ad esempio mi ha molto colpita una lettera che Mussolini aveva scritto negli anni 20 al proprietario della Rinascente, pregandolo di aprire una filiale a Bolzano. Questo perché, soprattutto in quella zona, in Alto Adige, aprire un grande magazzino poteva anche stemperare alcune tensioni mai sopite, che
non a caso insomma ci portiamo dietro ancora a distanza. Ancora chi lo chiama Sud Tirol invece che Alto Adige. Esatto. Intendiamoci. E quindi ecco, proprio in quella zona, diciamo, la merce poteva, quindi l'apertura di una nuova filiale della Rinascente poteva, come dire, indirizzare magari alcune tensioni verso lo shopping del sabato pomeriggio. Non a caso io a un certo punto ho creato un personaggio che all'interno del libro è una sorta di a parte, un uomo che non ha neanche il nome, che è l'uomo di Lennart, dal nome di un cartellonista austriaco che viveva e operava a Merano, proprio perché l'uomo di Lennart diventava in un certo senso la vittima senza nome, se vogliamo un preconsumatore, un consumatore degli anni 30 che lavorava in banca e che tuttavia nelle tanto vituperate banche degli ultimi anni, proprio nella banca degli anni 30 trovava una forma anomala di resistenza al fascismo, perché lui quando Mussolini va a visitare Bolzano, lui rimane fermo alla sua scrivania per continuare a lavorare, ecco, quindi è una forma strana di resistenza. Resistenza passiva. Ecco, io non lo so, ma credo che a Bolzano il sabato pomeriggio non si faccia shopping, neanche adesso, perché loro chiudono prima, come in tutta la Germania, e non si pongono il problema delle domeniche aperte o chiuse. Giorgio Fontana, adesso, il più giovane di questa allegra compagnia, che più o meno poi imparerete a conoscervi e vi assicuro vi piacerà molto. Si faranno delle amicizie. Lui ha scritto Morte di un uomo felice, edito da Sellerio, non fa lo scrittore di professione, fa l'impiegato. Adesso ci dividiamo un po' il microfono, però ti auguriamo di diventare uno scrittore di professione, visto che non è questo sicuramente il primo libro. Parte da Milano, estate 1981, tu sei nato nell'81, era estate? Primavera. Era in primavera. È la storia, prima si è parlato di etica, è la storia di un magistrato, Giacomo Colnaghi, che ha una storia di un papà partigiano, Ernesto, che lui non ha nemmeno conosciuto, perché sostanzialmente lui era piccolissimo quando il papà è stato assassinato, ucciso dai fascisti. E è un magistrato un po' particolare, perché non solo mette insieme un pool per raggiungere i suoi obiettivi e ce la farà, ma insiste, lui è cattolico praticante, insiste nel voler capire perché un ragazzo che accanto a un altro giocavano insieme magari a calcio, uno a un certo punto ha preso una strada terribile, drammatica, che lo ha portato agli omicidi e all'assassinio, e un altro invece non ha giocato più a calcio ma è diventato un bancario. Insomma, si pone questo problema così importante. Comunque, partiamo, Giorgio Fontana, a dire perché hai scritto questo libro e a parlarcene un po'. Sì, buonasera. Dunque, questo libro nasce dalle ceneri del precedente, con cui forma con cui forma una sorta di dittico. Concludendo il romanzo precedente, che si chiamava Per legge superiore, c'era questo personaggio, Giacomo Colnaghi, che aveva un peso narrativo non particolarmente grande, ma un peso ideale molto forte. Era appunto un amico del protagonista, anch'egli un magistrato, che era stato assassinato nel 1981 da una cellula impazzita, insomma una cellula scissionista delle Brigate Rosse. Una volta terminato quel romanzo non riuscivo a togliermi dalla testa Giacomo Colnaghi, nel senso che sentivo di avere ancora qualcosa da dire al riguardo, soprattutto in quell'universo narrativo. Non che ne avessi così tanta voglia, ma quando una storia chiama, alla fine, se chiama molto forte, lo scrittore risponde, e quindi mi sono messo a indagare, a riflettere e a studiare quel periodo, non solo quello ma anche un altro che ho innestato poi dentro nel romanzo, che sono proprio due storie parallele, che è quello della resistenza nelle fabbriche del Saronnese. Io sono nato a Saronno, città nota solo per l'amaretto, giustamente perché non c'è nient'altro. La storia quindi è una storia di padri e figli, a mio avviso. A me piace parlarne così di questo libro, una storia di eredità anche. La storia del rapporto a distanza, di questo dialogo muto, perché il padre di Giacomo Colnaghi appunto viene ucciso nel 1944 dei repubblichini, e il figlio non l'ha mai conosciuto perché è morto quando aveva 1 anno, però questo padre gli lascia un bigliettino con scritto una cosa che non riveleremo, perché è forse l'unico elemento di mistero che c'è
nel romanzo, che gli consegna in qualche modo la sua eredità di lotta, di senso di giustizia, di sete per la verità. Un motto che Giacomo fa suo, a modo suo, intraprendendo poi una carriera di magistrato, partendo da una famiglia molto umile, quindi con grande spirito di abnegazione e spirito di sacrificio, senza mai dimenticare però quali sono le sue radici. E quello che lo mette, diciamo, in una difficoltà ancora maggiore dal punto di vista proprio esistenziale, che era quello che mi interessava raccontare, al di là degli aspetti etici o delle riflessioni sulla giustizia, era proprio quello di trovarsi di fronte a indagare delle persone, dei ragazzi poi, che dicevano di ispirarsi alla resistenza tradita, in qualche modo questa nota storia per cui in questa logica aberrante veniva recuperata l'eredità della resistenza e piegata agli effetti della lotta armata di sinistra. E quindi questo mette ancora più nei guai il mio protagonista. A me piace mettere nei guai i miei personaggi, metterli in una situazione particolarmente delicata e complessa. E tutto il libro si svolge sul filo di queste riflessioni, di questa naturale compassione, questa naturale curiosità, ecco, mi piace definirla ancora meglio così, che Colnaghi prova nei confronti di tutto e tutti, e che è un po' lo spirito guida del romanzo insieme a Milano, ecco. Avrei molte domande su questo libro, le faremo un po' alla volta. A tutti ho chiesto un po' come è nata la dedica. La prefazione nel tuo caso, o comunque insomma ne ha scritto Benedetta Tobagi, sostanzialmente ha detto che un ragazzo che è nato nell'81 si occupi di questi temi mi ha fatto particolarmente piacere, è un po' una scoperta. Come è arrivato, come è nata questa collaborazione con Benedetta Tobagi? Sì, ha scritto in verità la fascetta del libro, poi una bella recensione su Repubblica. È nata così, Benedetta aveva letto una intervista che avevo fatto anni addietro parlando del romanzo precedente, le era piaciuto molto e siccome una persona curiosa appunto mi aveva contattato e le avevo detto che stavo scrivendo un romanzo su quegli anni e in particolare mi era stato utilissimo il suo splendido libro, il primo libro, quello dedicato alla memoria del padre, Walter Tobagi, che è un lavoro veramente di grande umanità, sì, non si limita, diciamo che supera decisamente il genere del libro scritto da figlio della vittima, è proprio un'indagine storica e morale di altissimo livello. E le ho detto che era un libro che mi era servito tantissimo, poi lei ha insistito per leggere questo libro, le è piaciuto molto ed è stata così gentile e carina da scrivere 2 righe al riguardo. Bene, grazie. Diverso rispetto all'atteggiamento di Pietro Calabresi, che pure aveva scritto anche lui un libro in qualche modo ricordando il papà Luigi. Fausta Garavini, finalmente siamo arrivati alle donne. Le vite di Monsu Desiderio, edito da Bompiani. Nel 2012 ha vinto il premio letterario Carlo Cocito con, a proposito di donne, Storie di donne, e lì si è incrociata tra l'altro con Michele Mari, che purtroppo non è qui con noi. Studiosa di letteratura francese, traduttrice e scrittrice, ha insegnato alla Facoltà di Lettere di Firenze, e la storia di questo François Didier Denomé, che è questo pittore del Seicento, sulla cui storia la vita non si conosce molto, si è incrociata con quello di un altro che aveva un nome simile al suo. Tra l'altro dentro al libro, sfogliandolo, troverete anche dei quadri riprodotti di questo Monsu Desiderio. Com'è nato questo libro? È nato innanzitutto dalla curiosità di un quadro che avevo visto a una mostra della pittura del Seicento francese. Io non conoscevo questo pittore e questo quadro mi ha molto colpito e ho cominciato a cercare notizie su di lui, a cercare gli altri quadri, a leggere quello che gli storici dell'arte avevano scritto e ho trovato che la storia era appassionante da diversi punti di vista. Intanto il fatto che appunto questo nome Monsu Desiderio ha coperto per diversi secoli 2 personalità di pittori, François Denomé e Didier Barras, e soltanto nel 1956 Raffaello Causa, lo storico dell'arte che dirigeva Capodimonte,
è riuscito a distinguere le due personalità con un articolo sulla rivista Paragone. E quindi c'era questa sovrapposizione che già di per sé era un elemento di curiosità. Ma soprattutto c'erano i quadri di un pittore di cui si sapeva veramente pochissimo, quasi niente, cioè fra i due quello più interessante è François de Nomé, e sono quadri che effettivamente sono estremamente singolari. Io non ho mai visto niente di simile in nessun'altra epoca e in nessun altro paese. Sono architetture, è un pittore di architetture, ma architetture assolutamente fantastiche, che non esistono nella realtà, sono una mescolanza di stili diversi, e in molti casi queste architetture stanno crollando, ossia non sono rovine come le dipingono tanti pittori, soprattutto fiamminghi, che vengono a Roma in quell'epoca, o come le dipingeranno i romantici. Sono edifici nel momento in cui stanno crollando, come se ci fosse un terremoto, un'esplosione, una catastrofe, sotto cieli tenebrosi, scuri, sempre con delle tonalità piuttosto angosciose. E inoltre in questi quadri c'è una simbologia molto singolare anche da questo punto di vista, perché ci sono delle iscrizioni a brase, però in parte leggibili, ci sono dei tori, una quantità impressionante di tori che non stupiscono finché si tratta di statue o di elementi ornamentali, architettonici, bassorilievi e simili, ma ci sono dei tori vivi che passeggiano per esempio all'interno di una chiesa dove si svolge il matrimonio della Vergine oppure la circoncisione. Naturalmente detto così la cosa è sorprendente, ma deve pur avere un significato. Io ho provato a interrogare gli storici dell'arte, ma no, non se ne sono occupati. Si vede che gli piacevano i tori. In realtà tutto questo si collega a tutta una corrente di pensiero che va, diciamo, da Giordano Bruno a Tommaso Campanella a Giambattista della Porta, che sta fra la magia naturale, l'astrologia e il recupero della prisca religione egizia, eccetera, eccetera. Insomma, è tutta una zona misterica di pensiero a cui partecipano non solo i personaggi che ho nominato, ma anche a Roma, per esempio, i due fratelli Rubens, Adamo Elsheimer, che si riuniscono nella spezieria di Corvino, e Johannes Faber, altro appunto personaggio molto interessante, e tutte queste persone ruotano anche intorno alla nascente Accademia dei Lincei. Con questo naturalmente io non penso che il pittore François de Nomé abbia partecipato in prima persona a questi fermenti, a questi movimenti, ma sicuramente erano nell'aria, no? Ha respirato questa atmosfera, e probabilmente, a giudicare da quello che dipinge nei suoi quadri, si è interrogato su molti problemi della natura, della magia naturale, dell'infinità dei mondi che appunto Giordano Bruno sosteneva, e simili.
E questo si legge appunto nei suoi quadri, che trasmettono quello che un po' si agitava a quel tempo, cioè siamo fra il 1600 e il 1624. François Denomé è nativo di Metz in Lorena, viene in Italia da piccolo, a 8-9 anni, cioè non è il solito viaggio di istruzione, diciamo così, di un pittore, no? Viene in Italia da piccolo e poi sta 8 anni a Roma, poi si trasferisce a Napoli, dove sposa la figlia di Louis Croix, un pittore fiammingo che già era stabilito lì, e poi dopo il 1624 si perdono totalmente le sue tracce. Queste sono le uniche cose che si sanno di lui e che si rilevano dalla fede di Stato libero che lui ha rilasciato al momento di sposare appunto Isabella Croix. E quindi c'era un totale buio sulla sua biografia e una quantità di quadri che invece parlavano di cose molto interessanti, e a me interessava cercare di capire che cosa questi quadri significassero e che cosa questo pittore aveva in testa. Naturalmente io non sono una specialista di storia dell'arte, anche se sono stata allieva di Roberto Longhi, ma non mi sono laureata in storia dell'arte, però è sempre una materia che mi ha appassionato e quindi mi sono anche divertita a fare queste ricerche, e che non sono fine a se stesse, ma che cercano, anche nel mio caso, come hanno detto i colleghi che hanno parlato prima di me, di ricostruire una memoria, la memoria del nostro passato di cui siamo fatti, e cercando di interpretare quello che un pittore poteva, un pittore o un altro personaggio, insomma, poteva vivere e pensare agli inizi del Seicento, si possono anche ritrovare tanti problemi del nostro presente. Il fatto che François Denomé dipinga queste architetture che crollano, che si disfanno, è la proiezione nei suoi quadri del senso della labilità dell'esistenza umana e dell'assurda pretesa delle cose umane alla durata, e questi. È vero che lui ha vissuto in queste due città, a Roma e a Napoli, che all'epoca erano dei cantieri perché si distruggeva per ricostruire, ma praticamente c'è sempre questa atmosfera fra quello che non è più e quello che non è ancora. E questa è una metafora della condizione umana, ed è anche una metafora del nostro presente e della distruzione della nostra cultura a cui stiamo assistendo. Grazie Garavini, poi avremo modo ancora di parlare di questo libro che è stato scritto, dice che non è laureata in storia dell'arte, però leggendolo si assiste a un grande affresco, proprio per a volte la descrizione di una Napoli di quell'epoca davvero strepitosa. Torniamo su Corona. Su Mauro Corona. Ho chiesto agli scrittori di leggerci un pezzettino a loro gradimento del libro, di una pagina del libro. Corona che cosa ha scelto? Ma volevo partire dall'inizio perché scegliere sembra un po' troppo comodo. Poi ho aperto sta pagina qui e mi sono imbattuto in questo pezzetto. Gli uccelli, scusatemi la voce, ma ho dormito all'adiaccio, diciamo così.
Gli uccelli si erano messi a cantare, il cielo si liberava della notte facendo la faccia bianca, come quando promette neve, ma non nevicò. Il chiaro apparso in alto era la luce del primo mattino che rotolava verso valle come un sorriso. Il giovane non indugiò oltre, ringraziò il luogo che gli aveva regalato la magia e partì. Sapeva che sarebbe tornato. Presto. S'avviò verso casa, arrivando in tempo a fermare gli uomini che si erano mossi a cercarlo. Da allora nella sua vita cambiarono molte cose e cambiò anche lui. Non era uscito indenne dalla notte che gli aveva fatto udire il canto degli alberi. Grazie a Mauro Corona. All'inizio, presentando il suo libro, diceva c'è un personaggio nelle prime pagine che dice insomma chi vuole lamentarsi se ne vada da qui. Se si decide di abitare in questo posto erto e così difficile non ci si può lamentare, al punto che, e sembra quasi comico ma non lo è, che chi subiva degli incidenti magari nel bosco facendo il taglialegna non si lamentava mai, magari finiva anche col morire dissanguato perché non chiamava neanche aiuto. Ma questa, scusatemi, mi permetto, era una regola di mio padre e di mio nonno. E poi anche di vecchi bracconieri che andavo a caccia, vecchi artigiani che una volta con Celio si era rotto una gamba e io dovevo andare a Camosci con lui perché è stato il mio maestro. I maestri non sono i genitori, sono quelli fuori. I veri maestri sono quelli che ti dicono le cose. E mi dispiaceva e gli dissi a questo vecchio, aveva la mia età quando morì di alcolismo, era un saggio, era uno. E infatti una volta mi disse, caro Mauro, ricordi che dove arriva l'uomo sporca l'acqua. È una bella frase. Ma come mai vi siete rotto una gamba, gli davo del voi, no? Taci, mi ha detto, che potevo essermele rotte tutte e due. Cioè, sembra paradossale, ma è una lezione, no? Cioè noi ci lamentiamo e la sera prima stavamo bene, il giorno dopo ci becchiamo l'influenza e capiamo quanto si stava bene la sera prima senza una banalissima influenza. Questa era la regola di mio padre. Lui non era occhio per occhio, era occhio per due occhi. Lui era terribile, un picchiatore. Quindi io sono stato abituato a non lamentarmi e se ti dava una carga di legnate, dicevamo io e mio fratello, quello che poi è morto e l'altro più piccolo, taci che si è fermato, cioè non c'è un peggio. E quindi questa gente era disciplinata alla sofferenza senza lamento e ho voluto infilarla in questo libro. Certo che se si potesse fare a meno, anche di rompersi una sola gamba sarebbe meglio. Ah, sicuramente. D'altra parte il saggio amico che è morto dell'alcolismo era saggio perché in vino veritas, potremmo aggiungere anche questa battuta. Falco invece che cosa sceglie e a che punto siamo della storia, se possiamo dire, almeno come epoca, perché siamo partiti dal 1933, arriviamo al 2000. Sì. C'è il filmato? Ma visto che prima ho accennato all'uomo di Leonard, che se vogliamo non c'entra neanche completamente con il libro, o forse sì, vi leggo un piccolo pezzo dell'uomo di Leonard, cioè proprio il brano in cui lui dimostra il suo eroismo involontario. L'uomo di Leonard è iscritto al partito, ma continua a lavorare seduto alla scrivania. Dalla finestra della banca entra la luce di fine estate, l'euforia dei militanti, dei curiosi, dei semplici inerti, di tutta quella sommatoria di nuche che fanno una nazione, nuche pronte a girarsi da un'altra parte, rivelare i volti quando sarà l'ora e dire «la nostra vera faccia è questa». Le colleghe vogliono vedere Mussolini, non basta la sua foto accanto al calendario, entrambe si sollevano sulle punte delle scarpe per superare la calvizie di qualche piccoletto o i ciuffi pidocchiosi degli infanti e quell'alzarsi di pochi centimetri, i polpacci tesi e goffi nello sforzo, conferisce loro un aspetto animalesco, come giraffe dell'impero o mammiferi più bassi e più affamati, che brucano le teste, i campi di battaglia inariditi, rivelano un tacco mordicchiato e tutti gli anni precedenti, davanti a cui perfino il calzolaio sembra dire «Signore, vi prego, acquistate un nuovo paio». Per comprare occorre lavorare, spesso nemmeno basta. Mussolini può essere un lavoro.
Mussolini può essere un lavoro è una bella domanda per lasciarci. Falco, lei mescola cose vere a situazioni romanzate, insomma. È una scelta? Una necessità sì, per arrivare a dire quello che voleva? Guardi, capitano cose... Ecco, se ho 5 minuti vi voglio raccontare, per esempio, come tutto si mischia e come anche per dire è nata questa copertina, la copertina che ho scelto per la gemella H. Io e Sabrina Ragucci, che è l'autrice della copertina, eravamo a Merano nel 2009. Stavamo fotografando la zona, l'Alto Adige, in particolare eravamo, mi ricordo, una mattina nella frazione di Sinigo, che è quella maggioranza italiana. Al pomeriggio siamo ritornati in campeggio, il campeggio di Merano è molto comodo perché è in centro ed è lungo il fiume Passirio, e si è alzato verso le 3 del pomeriggio l'elicottero dei Vigili del Fuoco. L'indomani ha volteggiato per parecchi minuti sopra le nostre teste. L'indomani mattina sono andato a comprare il giornale locale e leggendo la cronaca ho scoperto che una donna di 64 anni era morta annegata proprio lì, vicino a me, che ero ignaro insomma di questa tragedia, perché il cane, sporgendosi per bere a causa della calura, era caduto nel fiume e lei aveva cercato di salvare l'animale. 2 giorni dopo sono andato a comprare queste mele al mercato del sabato di Merano. Scendono tutti gli agricoltori della zona, no? Con una dicitura un po' contemporanea diremmo hai un mercatino a chilometro zero più o meno. Ecco, stavo comprando queste mele e c'era un pensionato che, parlando con altri pensionati, lì ha detto, e il pensionato era lì col cane, ma non è andata così, io ho visto tutto, la donna si è tuffata per prima, è il cane che si è tuffato in acqua per cercare di salvarla. In quell'istante sono rimasto molto colpito da questo fatto, proprio perché sapevo la storia. E ciò che mi ha colpito ancora di più è stata la riprovazione sociale degli altri, cioè gli altri rimproveravano all'uomo lo smarcarsi insomma dalla versione ufficiale, l'unica che poteva essere socialmente accettabile, quella che respingeva l'idea del suicidio, che secondo lui così insomma era accaduto. E in quell'istante, sebbene ci fosse un'atmosfera da sabato mattina anche abbastanza tranquilla, c'era il mercato, c'erano i turisti con gli zainetti, marsupi, eccetera, io non riuscivo, ho avuto proprio uno sfasamento di tempo, non riuscivo più a capire in quale epoca e dove fossi, ecco. Cioè perché c'erano le architetture ottocentesche di Merano, c'era appena sopra sulle alture c'era il castelletto dove ancora oggi, quasi novantenne, vive la figlia di Ezra Pound, qui c'era questo pensionato che mi aveva regalato questa incredibile storia, se vogliamo. E che poi ero stato anche fortunato perché era un pensionato di lingua italiana e a Merano, che è perfettamente divisa al 50% tra gente di madrelingua tedesca e madrelingua italiana, potevo anche non capire la storia. Quindi poi abbiamo preso queste 3 mele, le 3 mele proprio in cui io sono venuto a conoscenza di questa vicenda, e abbiamo detto le teniamo per tutta l'estate su questo tavolo e vediamo il tempo come agisce, come modifica, ecco, la polpa, la buccia, come agisce sulle cose, insomma sulla vita. La cosa incredibile è che quella sulla sinistra è diventata marcia proprio, quella in mezzo ha un principio di fine, però sono spuntati quasi 2 occhietti, ecco, che stanno guardando chi guarda, e infine ce n'è una che è ancora perfetta, è perfettamente mangiabile, effettivamente me la sono mangiata, di vero ho mangiato anche quella di mezzo. Tra quella marcia ovviamente no. Ecco, questo per dire quanto questa storia poi in qualche modo rivista, riscritta, trasportata in un'altra zona d'Italia è comunque entrata nella narrazione. Questo per dire come
quando scriviamo siamo così, sempre pronti a prendere e a riscrivere, ecco, qualcosa. Però secondo me funziona sempre quando c'è qualcosa che realmente ti riguarda. Ecco, la storia di questa donna e di questo cane e soprattutto l'atto anche di forza, di coraggio di quest'uomo che ha voluto dire ciò che aveva visto, la sua testimonianza pur negata dagli altri, ecco, ho voluto riportarla anche nella Gemella H. Mi sembrava proprio una storia da Gemella H. Quindi tra il vero e il quasi vero. E poi c'è la Blondie, che è un cane che c'è anche in questo libro. Sì, è il cane che non muore mai. Che non ecco, muore che mai. Nel 2008, 6 generazioni però di cani. Esatto, infatti alla fine ho messo proprio e chiudo con Blondie, proprio perché, ecco, per dire quanto questo libro è una materia che ci è vicina, sono solo 6 generazioni canine, quelle che ci distanziano, ci accompagnano e che ci distanziano dai fatti della guerra, ecco. Quindi c'è la Blondie nata nel 2008 che ancora vive e vegeta tra noi e che probabilmente si è riprodotta. Allora, tra il vero e il quasi vero anche Fontana, tutto sommato, giusto? Allora, leggo un brano, siamo all'incirca a metà. Giacomo Colnaghi abita a Milano in un quartiere popolare, il Casoretto, e ha la passione di andare a infilarsi nei bar di quartiere, insomma, con i tavoli da biliardo, i banconi di zinco e così via. E ce n'è uno in particolare che ama e dice che ci sono 2 motivi per cui aveva scelto quel posto. Il primo era il solito, andare nei posti dove sarebbe andato suo padre, per quanto si sentisse un po' fuori luogo. Il secondo era intimamente legato al primo, ci andava per le storie. Nessuno gliene aveva mai raccontate e ormai aveva soltanto quelle raccolte nella carriera, storie brutte, di omicidi e di furti, di violenza e disperazione, storie di morti uccisi e di sagome con il gesso a disegnare corpi per un paio di giorni e poi più nulla, non un'impronta, non un ricordo sulla terra, storie di disgrazie e truffe, storie di terrore cieco soprattutto, di fronte a una giustizia che i più consideravano come astratta e distante, una stella che non emanava calore alcuno. Gente atterrita da quello cui andava incontro, carte, anni d'attesa, soldi da spendere e poi processi che non sistemavano nulla. Nessuna storia che potesse addormentarlo in pace. In quel bar invece era diverso. Poteva spiare quel mondo sepolto in un angolo e ascoltarne le voci, provando a immaginare anche l'Ernesto in mezzo a quegli uomini corpulenti e chiassosi, e provando a immaginare se stesso. Che bambino sarebbe stato con a fianco suo padre? Forse molto più simile a lui, forse privo di fede, forse molto più felice. O forse si sarebbero odiati, chissà. E l'Ernesto invece cosa avrebbe pensato di lui? Se fosse tornato dal regno dei morti per un bicchiere di rosso, come l'avrebbe giudicato? Un bigotto e un servo dei padroni o un figlio di cui andare fiero? Aveva smesso da 20 anni di fare domande alla madre e ai vecchi del paese, perché si era accorto che nessuno gli poteva restituire quanto cercava, un uomo cui mostrare cos'era diventato. Ma ogni volta che tornava al bar se lo domandava e avrebbe dato qualsiasi cosa per saperlo, magari perché quello era il luogo giusto per raccogliere anche la sua di storia. Se avesse avuto il coraggio di aprire la bocca e cominciare, qualcuno lo avrebbe ascoltato, e più invecchiava, più coltivava l'idea che ascoltare un uomo significa cominciare a salvarlo. Posso chiedere, Giorgio, invece il tuo papà, con che rapporto? Nel libro, tra l'altro, è scritto in quei caratteri normali la storia di Colnaghi e quella del papà invece è in corsivo. Il mio rapporto con mio oddio, non saprei, un buon rapporto. Sì, ha letto il libro, gli è piaciuto molto. In verità in questo libro, se proprio dobbiamo parlare di famiglia, ci sono anche delle storie che mi ha raccontato mio nonno, che ha fatto per un breve periodo azioni partigiane in quella stessa zona, più o meno a qualche chilometro di distanza. C'è proprio anche una scena del romanzo che in qualche modo ritrae per intero una cosa che è capitata a lui. A un certo punto c'è un ragazzo in un'osteria cui viene tenuta una rivoltella per ore, puntata alla tempia da un soldato nazista. Ecco, quella cosa è accaduta a mio nonno, è riuscito poi a scappare, aveva fatto altre avventure. Diciamo che anche quello è stato un po' l'impulso, era una storia che sentivo un po' nel sangue, che volevo raccontare da tempo. Allora, adesso siamo alla nostra Fausta Garavini, tra l'altro quando lei parlava di iscrizioni che vengono citate nel libro, una di queste iscrizioni l'ha proprio scoperta lei e tradotta lei nel suo significato, giusto?
Che cosa ci fa sentire di queste vite di Monsu Desiderio che si intrecciano continuamente, perché ci sono due persone, due facce, quadri prodotti e riprodotti, quindi è sempre un intrecciarsi fino alla fine, poi magari avremo modo di dirlo come finisce con le ultime parole. Sì, io vorrei leggere una pagina molto diversa da tutto quello che ho raccontato prima, perché siamo anche qui fra vero e non vero, fra vita e finzione, nel senso che prima ho nominato personaggi che il mio pittore può avere incrociato e che sono tutti appunto personaggi storici realmente vissuti, però ovviamente ci sono anche dei personaggi di invenzione. E per esempio quando Francesco ragazzino arriva a Roma, quindi siamo nella parte iniziale, fa la conoscenza di un garzoncello che si chiama Pitocco, o per meglio dire pare che si chiami Sisto, ma lo chiamano Pitocco perché è figlio di nessuno e in testa alla rogna. Ed è il primo amico in pratica che Francesco trova a Roma. E qui siamo in un punto in cui sono andati insieme, hanno assistito insieme all'incoronazione del Papa e poi tornano, ma Pitocco è sempre chiuso in se stesso, ha una fisionomia stramba, non parla mai, eccetera. E qui invece è il primo momento in cui c'è un avvicinamento fra i due ragazzi. Camminarono ancora per un po' in silenzio, poi fu Pitocco a ricominciare. «Che ci fai da maestro Baldassarre?» Maestro Baldassarre è il pittore presso cui è a bottega François Denomé. «Che ci fai da maestro Baldassarre? Pure tu vieni dai trovatelli?» E non è chiaro se sia un'insolenza o una prerogativa. «No, avevo una madre», risponde Francesco d'impulso, «e l'ha detto al passato». «Allora non ce l'hai più», sentenzia Pitocco. «Sì che ce l'ho, si chiama Antoinette, è a Metz, in Lorena». Pitocco non è convinto. «E perché stai qui?» Francesco si ferma, lo guarda in faccia. «Eravamo poveri». Anche Pitocco si ferma, mani in tasca, testa alta. «Proprio poveri? Pitocchi? Come me?» Francesco non si era mai pensato Pitocco, ma subito seppe che era così. «Già, Pitocchi», disse, e ripeté, «Pitocchi». Pitocco tirò su ancora col naso. Dopo un momento, «Non ci credo, mi vuoi buggerare». Francesco aspro si rivoltò. «Pensi che sarei venuto via se non eravamo Pitocchi?» «Dunque ti hanno mandato via», conclude Pitocco. Francesco ormai si è scoperto. «Non c'era da mangiare per tutti, qualcuno doveva partire. Io ero il più grande». Pitocco nitrì. Non si capiva se rideva di compiacimento o di scherno. Forse che uno avesse una famiglia e ne fosse cacciato dovette apparirgli soddisfacente. Era orgoglioso e così non si sentiva più tanto inferiore a Francesco, benché la sua vita fosse tutta una storia di schifezze. Quel giorno non si dissero altro. Quando arrivarono al punto dove le loro strade si separavano, Pitocco inaspettatamente agitò una mano in un saluto esitante. Francesco rispose. A poco Pitocco dovette digerire la nuova sensazione, a poco si raddolcì. Arriverà perfino a manifestare a Francesco una specie di saltuaria affezione. Grazie, grazie a Fausta Garavini. Questo dialogo mi ha fatto venire in mente altri due bambini che troviamo in un libro che si chiama Roderick Daddle. Non possiamo non parlarne perché è un altro dei finalisti, è Michele Mari che non c'è con noi, il titolo appunto è Roderick Daddle di Einaudi e abbiamo per fortuna però un video da farvi vedere sull'autore e ci pare opportuno per par condicio farvelo vedere e lo vediamo insieme. Credo che possa partire dalla regia, grazie.
Roderick Dundall è un romanzo d'avventure classico, a partire dal titolo, a partire dalla mappa che ho disegnato e che ho messo in apertura. È la storia di un ragazzino, di un orfano di 10 anni, figlio di una prostituta, che viene cacciato malamente dalla locanda dove lavorava sua madre, viene spedito nel mondo e da questo momento incominciano le sue avventure, in quanto si scoprirà poi che è l'erede designato di un'immensa fortuna e quindi attirerà attorno a sé e contro di sé tutta una serie di lestofanti e di personaggi criminali che si scontreranno anche fra di loro. È un romanzo costruito secondo i moduli del romanzo d'appendice ottocentesco, quindi con capitoli molto brevi e una continua complicazione della trama. Io ho scritto questo libro quasi abbandonandomi al piacere puro della narrazione e lasciando che l'energia stessa della trama producesse sottotrame sempre più complicate. Io quindi ho scritto tutto il libro in modo non pianificato, non programmato, quasi con incoscienza, oserei dire quasi in uno stato di semi-passività, come se io fossi un personaggio tra gli altri personaggi, e solo verso la fine ho fatto riconvergere tutte queste sparse fila e ho proceduto per semplificazione. Naturalmente i miei modelli per una storia di questo tipo sono stati Dickens, penso soprattutto a romanzi come Oliver Twist e David Copperfield, e Stevenson, in particolare per l'Isola del Tesoro, per il personaggio del giovane Jim Hawkins, tant'è vero che la seconda parte del libro è ambientata in mare, su una nave, con tutti i topoi classici del romanzo marinaresco. Però, per evitare un eccessivo e troppo immediato coinvolgimento sentimentale, ho anche adottato una maschera settecentesca, un tono cerimonioso con il quale io, autore, entro nel romanzo per dialogare con i lettori. E in questo senso, più che i maestri dell'Ottocento, mi hanno ispirato scrittori come Sterne, come Fielding, come Smollett. Fondamentalmente ho scritto questo libro per regredire al piacere delle letture adolescenziali, al piacere di leggere libri appunto come L'Isola del Tesoro o Oliver Twist, e spero che il mio divertimento nello scriverlo, nell'averlo scritto, passi al lettore nel leggerlo. Ecco, appunto, il divertimento. Lui era molto slow nella sua descrizione, in realtà il libro è assolutamente scoppiettante, per cui se uno lo legge si diverte, vi piacerà molto, credo, a me è molto divertito il personaggio di Suor Ellison, che insomma ne racconta, avete letto il libro? Ecco, ci sono a un certo punto due bambini, anche qui, che si sovrappongono uno con l'altro, poi si scoprirà qual è il vero Roderick e qual è quello falso. Ripartiamo da Mauro Corona. Devo dirvi la verità, so che in questo momento sta giocando l'Italia. Il primo tempo è finito 0-0, per chi non avesse ricevuto il messaggino. Siccome anche Mauro Corona voleva sapere a che punto siamo, l'ho tranquillizzato. Tutto sommato ci siamo persi 1-0 fino adesso. Quello che ci sarà di scoppiettante potremo rivederlo dopo, quindi non è un problema. In questi giorni ho visto si discuteva sui giornali, sulla lettura, per esempio, anche su un altro inserto del Corriere della Sera, su quanto sia importante la velocità. Mauro Corona invece credo che non sia molto amante della velocità. Ma dipende, se devo scappare al terremoto sono veloce. Che discorsi sono? Comunque nelle mie cose vado lento. Per esempio io pratico uno sport dove è uno sport da bradipi, l'arrampicata, ma anche l'arrampicata devi togliere movimenti, perché se su un passaggio difficile ne fai 30 ti stanchi e salti giù. In automobile uno può frenare, ma arrampicare o vai su o vai giù, per quello mi è piaciuto. A scrivere sono abbastanza veloce, ad esempio, perché non ho mai avuto l'incubo che mi hanno detto alcuni miei amici, non oso definirli colleghi perché io non mi sento scrittore a tutti gli effetti, sono uno che racconta storie finché va le racconto, finché ho voglia.
però hanno sempre l'incubo della pagina bianca. A me no, quando mi metto a scrivere la so già da tempo la storia dall'inizio alla fine, poi ci aggiungo cose perché, come ha detto Roberto Bolagno, ma io lo dico da tempo, un romanzo non è altro che una serie di storie, le leghi assieme, se no un romanzo in realtà, la trama di un romanzo la riassumi in una pagina. Quindi nel mio modo, per esempio, a camminare c'ho due marce, quella diciamo riflessiva, che allora parto da solo, specialmente, sempre, quasi sempre, perché con gli altri devo dire delle cose e sentirne, e alla mia età, una certa età è sempre un'età incerta, quindi allora vado con calma, mi fermo, dormo anche fuori, come è successo l'altra notte, mi sono preso la magagna, non sono riuscito a rientrare, succede. Però poi c'è anche la voglia, non per dimostrare che sono giovane, ma la voglia di fare fatica. Allora punto una cima e vado di corsa. Cioè non sono comunque per la lentezza alla mia età. C'è un bel libro di Sten Nadolny, Alla scoperta della lentezza, le cose che dovremmo provare a fare tutti noi, anche andare in giro in macchina. Io viaggio pochissimo anche non guido più per vari motivi che non sto qui a dirvi, qualcuno l'avrà intuito, ma vi fermate a un semaforo che non vi parte l'automobile, oppure siete distratti mezzo millimetro perché il tempo va a metri, siete uccisi di bombardate, di claxonate. Questo è il frenetismo, la follia. Allora bisognerebbe riappropriarci della lentezza davvero. Allora, posso chiederle, Corona, perché ormai la vedo in televisione, insomma, da destra a sinistra. Vorrei chiedere scusa. Lo scrittore, lo scaratore, lo scultore, l'opinionista. È sempre la stessa cosa, no? È sempre lo stesso lavoro, togliere cose, togliere parole, togliere movimenti, togliere legno nella scultura. La vita è come scolpire, togliere, per vedere. La TV, io lo so che sono diventato antipatico ad andare in TV, però ho scoperto, siccome non credo di essere un intelligentone, ma neanche fesso, e ho scoperto che se non vai in TV a dire che sei morto, non lo sa neanche tua moglie. Allora il mio problema era vendere anche libri, perché, diceva Macedonio, è difficile che il fallimento allarghi le prospettive. Quindi uno scrittore aveva anche voglia di vendere libri, per gratificare se stesso, per uscire dall'incubo del fallimento. E ho scoperto che se vai in TV, un passaggio da Fazio, 2 dalla Bignardi, 1 da Giletti, tu centuplichi le copie. E allora ho fatto il pagliaccio per vendere libri, e anche una certa vanità mi ha portato lì. Grazie anche per questa sincerità. Giorgio Falco invece con la velocità? No, cioè anche come giustamente diceva Mauro Corona, dipende. Cioè io sono un tipo un po' da regionale, treno regionale da 80 all'ora più o meno, infatti ogni volta che metto il piede sull'alta velocità che non si vede niente fuori praticamente. Sì, mi inquieta, ecco, questa velocità, ecco. Poi per la scrittura, anche qua dipende, ci sono dei periodi in cui uno è più produttivo, ma in realtà uno non smette mai, ecco, di scrivere. C'è sempre una storia che poi diventa una piccola ossessione, ecco. Tant'è che ad esempio tra un paio di mesi uscirà un libro per una piccola media casa editrice romana, che in genere io impiego sempre parecchi anni tra un libro e l'altro, invece quest'anno 2 libri in un anno. Quindi è un anno veloce. È andata così, questo è un anno, sì, è veloce, però probabilmente devo scontare tutta la lentezza precedente. E il nostro Giorgio Fontana, che invece, come dicevamo, non fa proprio lo scrittore di professione, almeno per adesso. Allora sì, io neanch'io ho il terrore della pagina bianca, come per fortuna, come dice Mauro Corona, come dice Pontiglio, ho il terrore della pagina scritta, nel senso che sono uno che in questo è un grande cultore della lentezza, nel senso che riscrivo molto, rileggo, riscrivo perché
Se in fase di prima stesura mi viene da galoppare con la storia, cioè proprio di raccontarla con forza, di sviluppare i personaggi, perché è una cosa bella, perché anch'io non scrivo altro che per narrare in fondo, quando poi rileggo la prima stesura mi sento molto male, perché vedo che c'è parecchio da sistemare a livello di lingua, non sono mai soddisfatto di quello che ottengo, quindi cerco sempre di raffinarlo. E quello è veramente un lavoro che richiede tanta pazienza, tanto silenzio e tanta lentezza, che sono 3 cose che magari non è molto semplice avere di questi tempi, e quindi in questo senso sì, sono vecchio dentro. No, vecchio dentro mi sembra una frase un po' eccessiva. Potrei dirlo fra un po', quando poi c'è un momento in cui a 30 anni uno dice sono vecchio dentro, poi a 50 uno dice ma è lo spirito, sono giovane dentro, no? Si va, quindi avremo tempo di riflettere su questo. Ti auguro di scrivere ancora molti libri, si intende. Fausta Garavini invece? Della velocità o lentezza nello scrivere? Non nello scrivere, ma in generale. In generale io sono considerata una persona molto veloce, perché faccio tutto subito e tutti si complimentano per la mia efficienza, ma non si tratta affatto di questo, semplicemente del fatto che sono psicastenica e quindi ho bisogno di fare le cose subito, perché altrimenti mi rimane un pensiero, un'angoscia, eccetera, e quindi me ne devo liberare. Per quanto riguarda invece la scrittura, non sono affatto sistematica, scrivo quando ne ho voglia, non ho nessuna paura della pagina bianca, perché per me scrivere è un problema di esprimermi, non di raccontare storie. Mi dispiace di polemizzare con quanto è stato detto prima, ma per me un romanzo non è soltanto una storia. Deve trasmettere una visione del mondo e anche il rispetto della nostra lingua, e in questo sono d'accordo con Fontana. E per il resto, naturalmente, io sono molto contenta se i lettori mi dicono che il libro è piaciuto, però ricorro sempre a un proverbio cinese che dice: ci sono gli scrittori che scrivono per conoscersi e quelli che scrivono per essere conosciuti. Io appartengo alla prima categoria. Bene, è un'opinione. Per rifare un giro veloce, ripartiamo da Garavini. Si aspettava di arrivare in finale al premio Campiello, dunque? In un certo senso sì, perché, e qui non sono affatto modesta, ritengo di avere scritto un buon libro e speravo che fosse apprezzato. Bene, mi piace molto questa precisazione. Giorgio Fontana? Ci speravo, anche perché adesso che sono qua posso notare quanto contento sono di esserci, però al di là di quello non me l'aspettavo concretamente. Questa è stata una bella sorpresa. Ha scelto l'editore di farti partecipare? Sì, infatti non lo ringrazierò mai abbastanza. Bene, allora Falco invece, questa fascetta sul libro? No, non me l'aspettavo a tal punto che mi ricorderò quello che stavo facendo quando mi ha chiamato Maria Ida Cartoni, cioè stavo tagliando le zucchine, ecco, quindi più o meno. Ma quindi ci ha creduto? O? Sì, cioè ho dovuto lasciare il coltello e rispondere al telefono, e quindi ecco, è strano, no? Uno poi farà dei gesti, e non dico che per tutta la vita quando taglio la zucchina mi viene in mente il chissà campiello, se chiamerà ancora qualcuno, però ecco, è un piccolo dato biografico, tutto qua. Mauro Corona come l'ha saputo e com'è questa fascetta che va? Beh, intanto non me l'aspettavo sinceramente, ma neanche di far libri non me l'aspettavo. Mi è accaduto di avventurarmi a scrivere, disse Borges, e passo spesso in quel punto lì. Quando ho saputo questa cosa, che mi ha fatto molto piacere, perché il mio passato è un riscatto. Lei ce l'ha il telefonino, giusto? Sì, ce l'ho, ma è molto vecchio, pieno di nastro isolante, lo vedete qui, però serve, non faccio l'uomo puro, non siamo puri, nessuno, mi serve, e quindi venivo giù da legna, dalla montagna, e sono
ho infilato la statale lì al Passo Sant'Osvaldo e mi arriva la telefonata di Franchini della Mondadori, ce l'abbiamo fatta, che cosa? Certo. Poi ho collegato, accidenti, e a ogni volta che passo adesso su quella curva, no? Qui ho avuto la notizia del campiello e non riesco a scrollarmela via, mi toccherà cambiare strada a venire giù, no? È rimasto come un'incisione nella testa. Comunque non me l'aspettavo e sono contento, più contento, felice, difficile essere felice, ma contento sì. Bravo, insomma era circa mezzogiorno e mezzo, no? Di un giovedì mattina. Abbiamo fatto bene a essere qui, l'Uruguay ha segnato, quindi stiamo perdendo per 0-1, per cui lo so, io devo dare le notizie e faccio la giornalista, però noi andiamo avanti con la nostra Andiamo? Come? Sì. Mauro, cosa dobbiamo fare? Niente. Ci ricorderemo che mentre eravamo qui alla prima serata del campiello, l'Italia non ci dava queste soddisfazioni che avremmo voluto avere. Abbiamo parlato della velocità, c'è un altro termine sul quale a volte si discute, saltano fuori questi grandi, la gentilezza, torna di moda, non torna di moda, essere gentili e garbati è una qualità oppure è da perdenti? Garavini, che ne pensa? Io penso che sia una qualità e che sostanzialmente è molto meglio accompagnare quello che si dice o si fa con un sorriso, intrattiene una migliore comunicazione con il proprio prossimo. Monsu Desiderio è gentile? Molto gentile, è molto timido e molto tormentato. È un tratto anche di Colnaghi questo, vero? Sì, anche Colnaghi è una persona cortese e gentile. Più di tutto credo e spero che ci siamo un po' tutti stancati del cinismo e del sarcasmo come mezzi di comunicazione diffusi o come metodi per colpire a colpi di maglio l'avversario invece che dialogarci. Sono due aspetti che cerco di eliminare completamente da qualunque forma di espressione scritta e orale, perché veramente credo che assomiglino molto di più a una martellata che a una parola. Quindi in questo senso la riscoperta anche di forme di empatia, insomma, la gentilezza come metodo di riconoscimento dell'altro, di rispetto, sono cose che devono smetterla, se possono sembrare da perdenti, devono smetterla di essere, questo assolutamente da ogni punto di vista. C'è un momento in cui in un interrogatorio Colnaghi rischia, fra virgolette, di essere gentile col terrorista che lui sa essere un assassino perché l'hanno appena preso, tant'è che i suoi colleghi sono un po' perplessi. Sì, questa è una cosa che gli viene da quello che è stato un po' il suo maestro ideale, che è Guido Galli, che è un magistrato che è ovviamente esistito storicamente, che è stato ucciso da Prima Linea nel 1980, che era noto per trattare con la massima cortesia qualsiasi imputato, proprio per non perdere quell'ultimo briciolo di umanità e di rispetto che anche in una fase così delicata, così piena anche di dolore, di sofferenza, si deve comunque mantenere per non scadere nella barbarie. Io ricordo che Enzo Biagi, quando aveva quella sua trasmissione di un quarto d'ora, diceva sempre al suo interlocutore signor tal dei tali, chiunque avesse di fronte anche dei condannati, e quindi c'è sempre da ricordare questo. La gentilezza c'è nelle Giamella H? Sì, sembra incredibile, ma c'è. Ad esempio, quando Hans Sinner, settantenne, va lungo la strada attorno al petrolchimico di Ravenna per andare insieme ad una prostituta, carica la donna, e questa donna in un paesaggio quasi lunare con le lucine desolato del petrolchimico ha una gomma in bocca e chiede un fazzoletto, cioè non è che lancia la gomma dal finestrino, chiede ad Hans Sinner un fazzoletto dove deporre la gomma, ecco, quasi una cura per il mondo, ecco. E tant'è che lei estrae la gomma come se fosse il gesto al contrario dell'Eucaristia, ecco, che mettendo nel fazzoletto la gomma masticata. Ecco, piccoli gesti di questo tipo mi sembrano un inizio, ecco, di salvezza. Io ho trovato molta gentilezza nel libro di Corona.
per questo amore anche nei confronti della natura. Ma trovarla nei libri è troppo semplice, bisognerebbe praticarla noi. Diceva Rudolf Steiner, bisognerebbe fare qualsiasi azione dell'esistenza con l'animo predisposto alla dolcezza più che gentilezza. Umir Rabal disse un giorno nella birreria dove andavo tutte le mattine, disse: mi sembra che la gentilezza e la buona educazione siano scomparse da questo mondo. Ma la gentilezza non è che a 15-16 anni un ragazzino se la trova addosso, è dalle famiglie che deve partire. Bisogna partire quando un bambino ha 3, 4, 5 anni, 6, usa un verbo orribile, ammaestrarlo al perdono, alla dolcezza, alla tolleranza, alla pazienza, avere pazienza. Ogni tanto trovo delle mamme, mi dicono: mio figlio a 15 anni non legge. No, se non gli hai letto niente da piccolo, ammaestrarlo all'orecchio della lettura. Quindi la dolcezza va insegnata, perché non basta il solo istinto dolce. Allora, stiamo per chiudere. Brugnaro, sicuro vero della notizia che mi hai dato, perché è stato Brugnaro che ha dato il gol, perché io non ho avuto questa notizia, non vorrei che fosse stato annullato. Comunque, detto questo, senza far inorridire Fausta Garavini, che non è qui per sentir parlare di calcio, ma è tifosa o no? L'Italia. Io non sono tifosa, ma tollero i tifosi. Ecco, ci sta tollerando. Sta tollerando noi 4 su questa parte del tavolo. Non sappiamo Michele Mari se sia tifoso anche lui. Allora, siamo in chiusura, dicevo. Che cosa vi aspettate da questo tour? Cominciamo con Corona. Ma per me, che non ho mai passato Roma, è una bella cosa. Eccolo. Abbiamo scoperto questo. Merita un applauso, signori, dai. Mi aspetto di passare dei bei giorni, di vedere posti nuovi, di conoscere persone, e di essere anche tollerato con un po' di pazienza. E basta. Poi quando dissero, visto che parliamo di calcio, al Paron Rocco, Nereo Rocco, e dissero: e vinca il migliore, lui disse: speriamo di no, e così dico anch'io. Perché bisogna avere coscienza dei propri mezzi. Giorgio Falco, invece, da questo tour che vi vedrà assieme per altre 11 occasioni, quindi vi conoscerete bene. Cosa ha scombinato poi della sua vita questo tour? Ma il fatto che normalmente sono molto pigro, ecco, quindi... La lentezza. Sì, questo comporta un cambiamento di abitudini, però è anche interessante quando siamo in un momento, è anche un momento di gioia, di festa, così. A me piace sempre trovare all'interno di un momento anche di euforia, no? Quei momenti in cui non ci si dimentica di se stessi, ecco, anche di quello che siamo, ecco. E anche oggi, se vogliamo, anche questo innesto calcistico, no? Serve anche a togliersi un po' magari dalla bolla e a riposizionarci complessivamente nel mondo, ecco. È proprio così. Fontana. Ma anch'io, potrà sembrare anche banale, ma mi aspetto di divertirmi, di stare bene, di passare delle belle giornate. Soprattutto sono affascinato dal fatto che è una cosa estremamente statica, che si fa da seduti e da soli, come scrivere, poi possa generare una energia quasi di senso contrario opposto, che invece ti porta a vedere luoghi che magari non vedevi da tanto tempo o che addirittura non hai mai visto, in compagnia di tante persone. Questo è molto bello, molto piacevole. E come l'ha messa col lavoro? Mi sono organizzato, questo è l'unico dettaglio. Non è stato licenziato? No, per carità. Bene, meno male. Fausta Garavini sarà bravissima a fare la valigia, invece. No, io spero soltanto di arrivare in fondo, che le mie forze reggano. E comunque naturalmente sono contenta di questi incontri e di avere l'opportunità di scambiare idee, eccetera, con altri amici e lettori. Ha già letto i libri gli altri concorrenti? No, non ne ho avuto il tempo, perché quest'ultimo periodo è stato estremamente pieno per vari motivi, e d'altro canto devo confessare che non leggo letteratura contemporanea italiana.
Mi dispiace, so che sto scandalizzando, ma leggo molto letteratura mitteleuropea e non recentissima. Beh, insomma, stiamo scoprendo molto dei nostri amici scrittori. Fontana? Sì, neanch'io ancora, purtroppo, per gli stessi motivi stavo pensando di iniziare a leggerli in questi giorni, ma ci sto ripensando e penso di leggerli tutti e 4 dopo, ad agosto, nel periodo di pausa, per prepararmi poi alla finale, anche per evitare di dirci allora ma ti è piaciuto, non ti è piaciuto, quindi potremmo fare una sorta di alleanza in cui nessuno legge nessun altro. Invece nelle altre occasioni avevano letto Falco? Io ho letto Michele Mari e Giorgio Fontana. Ne abbiamo 2. Corona? Non ho letto neanche uno di questi libri, però li voglio portare con me nella mia baita e quando verrà la neve ho tempo di leggerli. Allora, solo un paio di altre cose. Visitate il sito del Campiello. Campiello da quest'anno è anche su Facebook, soprattutto per il Campiello Giovani, ci siamo dimenticati di citarlo, ma anche quello avrà una sua bella serata. Su Twitter quest'anno c'è il Campiello e anche su YouTube se vorrete rivedere le interviste o saperne qualcosa di più. Concludiamo con un appello di ogni autore ai lettori perché leggere il vostro libro. Quindi Mauro Corona, perché leggere la voce degli uomini freddi? Per ricordare un popolo distrutto dal cinismo, l'avidità, la mancanza di cuore e la voglia di denaro. Giorgio Falco, perché leggere La gemella H? Perché alla fine delle 350 pagine non siamo in grado di dire chi sia la gemella H e quindi porsi sempre delle domande e non trovare delle risposte può essere un buon inizio. Giorgio Fontana, perché leggere Morte di un uomo felice? Per vedere in filigrana la storia del nostro paese negli ultimi 40-50 anni attraverso la storia di un padre e un figlio. Fausta Garavini, perché leggere questo libro Le vite di Monsù Desiderio? Perché pone molti interrogativi e perché, come ho già accennato prima, può essere anche una metafora del nostro tempo e si può riconoscere in queste vicende del Seicento molto del nostro presente. Allora, io non so cosa avrebbe detto Michele Mari a proposito di Roderick Daddle, edito da Einaudi, io però mi sono molto divertita a leggerlo. Buona serata a tutti, c'è un piccolo aperitivo. Grazie.